A sinistra in divisa nera abbiamo il Padova, sulla destra invece in divisa verde, Fuzza Sassuolo. Ranova allarga dall'altra parte dove c'è Antonietti. Antonietti intelligentemente per Terranova, ne dribbla uno, il tiro! Trova la rete! Il vantaggio dei neroverdi con Terranova. Riprende a giocare il Padova. Antonietti, viene recuperato il pallone e il capitano del calcio Padova 5. Intensità in questi primi minuti. Antonietti non trova la porta qui dopo lo scambio ottimo con Santamarina. Ora Sassuolo in avanti. Il pallone passa per Quaglie. Santamarina trova l'imbucata per il numero 9. Quaglie. Qui Quaglie, dopo aver sbagliato, recupera il pallone. Si continua a giocare. Il tiro del numero 7, para Bovolenta. Gira il pallone, ora Santamarina, scambia con Fiocchi. Apre per Avino. Avino. Quaglie, scambia con Fiocchi, palla alta, ancora Fiocchi. Pallone per Avino! Sopra la traversa, grande azione per il Sassuolo. Vincia, ancora con Antonietti. Antonietti apre per Manto. Manto però l'1 contro 1, il tiro. Non ci arriva Terranova, appena entrato. Ha cercato Antonietti, adesso Marino intercetta. Terranova per Antonietti. Antonietti il tiro. Para ancora l'estremo portiere. Qui Manto intercetta il numero 3, decisivo sul intervento Terranova, prova la giocata, entra in aria. Pallone per Antonietti, colpisce il palo, finisce fuori il pallone dopo aver colpito il palo e sarà calcio d'angolo. Antonietti, centralmente per Terranova, Terranova si gira e trova il gol. Doppietta personale, Giacomo Terranova. Fabrizio Rosi. Poi Manto tocca. Ultimi 30 secondi. Morello il tiro, para Bovolenta. Bovolenta apre per Santamarina. Santamarina si accentra, cerca Manto, non calcia. Santamarina il tiro, calcio d'angolo. Termina qui il primo tempo con il punteggio di 3-1. Marina sulla battuta. Lascia lì. E trova il gol Regina. Trova il gol del 4-1. La palla passa in mezzo a tutte le gambe. Bravo Regina a concludere a rete. Regina alto sopra la traversa. Riparte subito il Padova. Con il numero 4 il tiro a Bovolenta. Non si fa sorprendere. Terranova recupera e può ripartire in contropiede con Quaglie. Poi viene recuperato Terranova. Grande parata qui. Regina ha riprovato a ridare la Venarub, ma rintercetta di nuovo Regina. Serve Terranova, manca l'aggancio. Avanza il portiere del Padova. Regina interviene sul pallone, Terranova avanza. La porta sguarnita, subisce fallo. Espulso qui l'estremo difensore. Gira palla a Sassuolo con Antonietti e Regina. Sono Santamarina e Terranova pronti al calcio. Regina ancora per Terranova, la rete, 5-1, ancora Terranova, tripletta per lui. Antonietti prova la giocata. Qui Paolino Cabral avanza insieme al numero 13 e adesso contropiede a Sassuolo, sono in due a porta vuota. Antonietti. Marino avanza da solo, fa tutto da solo.
Ancora indietro per Benarub. Chiama la pressione. Marino va via da solo, Marino. Avanza palla al piede, il tiro. Bloccato. Apre ancora per Simonetti. Gioca sulla sinistra ora il Padova. Pallone in mezzo. Sotto Lavino. Scontro ovviamente involontario. Dove forse ha avuto la peggio del portiere del Padova. Qui interviene sulla palla Thiago Oliveira. La palla passa, Bovolenta. Intercetta. Siamo al 25esimo minuto. Simonetti in possesso della palla. Scambia ancora con il capitano. Apre sulla sinistra per Cappelletto. Thiago Oliveira. Bravo qui a cercare i suoi compagni di squadra. Poi la gioca in mezzo. Manto, serve Regina. Mantovo, serve Antonietti. Troppo lungo il passaggio. Finisce qui la partita. Finisce qui Sassuolo vittorioso 5-1 a San Michele dei Mucchietti contro il Calcio Padova C5.